Ci sono storie in cui non bastano delle foto per essere ricordate. Ci sono storie in cui non bastano dei ricordi per essere fissate. E ci sono storie, come la tragedia del Gleno, che ancora oggi urlano ingiustizia, profitto e negligenza. Parole come impatto ambientale, sensibilità verso la natura, rispetto per la popolazione e comprensione dei cicli naturali sembrano così aliene per queste storie. L'iter per la costruzione della diga, realizzata tra il 1916 e il 1923, si può suddividere in 3 fasi cruciali: la costruzione, la nascita del progetto e il momento del disastro. No, non mi sono sbagliata ad invertire. Di nuovo, costruzione e nascita del progetto. La diga del Gleno è situata in Val di Scalve, tra vette imponenti come il Pizzo tra i Confini e il Monte Gleno. Proprio da quest'ultimo, infatti, ha origine il Povo, il fiume che raggiunge il bacino del Gleno. Ma andiamo con ordine. Tutto incominciò nel 1907, con la richiesta per lo sfruttamento dell'idroelettrico, mentre nel 1917 il Ministero concesse ufficialmente la possibilità di erigere la diga. Ecco, se scopo e funzione da una parte risultavano fin da subito chiari, molto meno lo era il percorso tecnico. I lavori iniziarono nel 1917, senza alcun riferimento progettuale delineato. Esatto, nessuna idea chiara di partenza. Fino a poco prima della necessità costruttiva, la scelta tra le diverse tipologie di diga restava ancora aperta. E quindi cosa si fece? Si decise di ignorare ogni approfondimento costruttivo sui materiali e trascurare le analisi geologiche. E se in un primo tempo il progetto prevedeva una diga a gravità, tuttavia nel 1921 accade l'inspiegabile, perché la tipologia costruttiva cambiò radicalmente, senza autorizzazione, senza garanzie, senza degli effettivi progetti a supporto. Ed è qui che si inserisce un evento, un momento celebre, perché già nel 1920, settembre 1920, giunse alla prefettura di Bergamo una segnalazione emblematica, dove si diceva che la ditta utilizzava calcina locale al posto che cemento. Vennero infatti inviati degli ispettori, ma le loro analisi finirono nel dimenticatoio. Inoltre, la parte centrale non avrebbe più poggiato sulla roccia viva, ma sopra un tampone. Ai tempi, questo era l'unico esempio di diga mista al mondo. Sì, l'unico esempio, ma questo non toglie gli evidenti rischi di questo progetto ambizioso. Le prime prove di riempimento riportarono perdite proprio intorno al tampone centrale. I lavori vengono sospesi. Bene, penserete. Invece no, perché la ditta Viganò, per l'ennesima volta, proseguì imperterrita. A lavori conclusi, la diga presenta un'altezza di circa 30 metri.
problemi della struttura sono oramai evidenti. Crepe ovunque, ma si preferisce ignorare. Forse per mancanza di soldi, di fondi, o forse per superficialità. L'idea del facile guadagno a scapito della sicurezza spinge la ditta ad accantonare qualsiasi tipo di remora. Intanto, nei paesi a valle, la voce si spargeva. Era il 22 ottobre 1923 quando il bacino del Gleno, a causa di forti piogge, si riempiva per la prima volta. Gli sfioratori traboccano. Da fuori tutto sembra un portento dell'ingegneria. Qualcosa di mai visto, ma la sua anima nasconde altro. Siamo in quota. È l'alba del 1° dicembre 1923. Un guardiano percorre la passerella dello sbarramento per un'ordinaria ispezione ed improvvisamente avverte vibrazioni, piccoli tremori, seguiti da rumore di rocce che si frantumano. Nota una crepa sul tampone centrale. Fa per tornare indietro, ma di lui più nessuna notizia. Alle ore 7:15 la diga cede. Lo squarcio trascina con sé 80 metri di struttura, 6 milioni di metri cubi d'acqua, fango e detriti. Il momento del disastro non si chiude con il crollo. È proprio da quest'istante che hanno luogo tutta una serie di avvenimenti devastanti. L'acqua acquisisce una velocità inimmaginabile. È Bueggio il primo borgo ad essere raggiunto e venire travolto. Dopo pochi secondi, l'onda raggiunge e devasta irrimediabilmente anche la chiesa di Santa Maria del Colere. Immaginiamoci la situazione. Fango e macerie, solo più macerie. Macerie di paesi come Dezzo, Viminore e Azzone. Il flusso d'acqua non risparmia nessuno, percorre tutta la Val di Scalve e raggiunge la Val Camonica, affluendo poi nell'Odno. Di nuovo paesi come Mazzugno, Angolo Terme, Gorgone, Corna di Darfo, questi vengono tutti colpiti. Anni di sforzi, sacrifici di una vita, mandati in polvere. A conservare le tracce del passato c'è la Via Mala, un percorso in mezzo al verde che punta proprio a raccontare silenziosamente il disastro. Tra le sue gole riecheggia il lamento di circa 500 vittime che, in quella manciata di secondi, persero la vita. L'evento attirò l'attenzione di re Vittorio Emanuele III, che subito visitò la zona per offrire conforto e sollecitare assistenza agli sfollati. Tutto è andato perso e ciò che resta
è l'amarezza per una tragedia già annunciata. Gli addetti ai lavori sapevano, ma non intervenirono. Il tempo, intanto, scorreva. I don't wanna lose control. Nothing I can do anymore. Trying every day when I hold my breath. Spinning out in space, pressing up my chest. I don't wanna lose control. Sometimes I still think it's coming, but I know it's not. Trying to breathe in and then out, but the air gets caught. 'Cause even though I'm old and know and I know how to shake off the past, I wouldn't have made it if I didn't have you holding my hand. I don't wanna lose control. Nothing I can do anymore. Trying every day when I hold my breath. Spinning out in space, pressing up my chest. I don't wanna lose control. I need you to know I would never be this strong without you. You seen how I grow, you took all my doubts 'cause you were home. I don't wanna lose control. There's nothing I can do